La crisi ha colpito anche te? Fatichi ad arrivare a fine mese? Non fracassarti le palle sul divano. Fai come quest'uomo. Inventati un lavoro. Pronto? Pronto? È il servizio di padre a noleggio? Sì, padre a noleggio, dimmi giovane. La vorrei ingaggiare per un colloquio con il preside. Colloquio con il preside. A che ora? Alle 12. A che ora hai detto tuo padre? Alle 12:30. Ce la possiamo fare. Senti, se vai bene quanto ti dà di mancia? Non meno di 100 euro, credo. Io lo sai che mi tengo la metà, vero? Sì, va bene. Ok, ci vediamo davanti alla scuola, giovane. Signor Brusadon, io l'ho chiamata a colloquio perché la situazione scolastica di suo figlio è a dir poco imbarazzante. I professori mi hanno pregato di intervenire per spiegarle che magari suo figlio non è portato per questa scuola. Guardi, questi sono i suoi voti. Matematica 0, storia 0, economia 0, quest'altra qui 0. 0 in tutto? Mi scusi se glielo dico, ma suo figlio non capisce un cazzo. Se va avanti così, mi scatta la bocciatura. Signor preside, guardi, sono senza parole. Signor Brusadon, suo figlio è un caso raro. Non si è mai visto in questo istituto un alunno del genere. Signor preside, guardi, purtroppo il business mi ha portato ad allontanarmi dalla famiglia e sicuramente sarò stato un padre assente, ma non si preoccupi. Da oggi le cose cambieranno. Adesso a casa facciamo i conti, giovanotto, Signor preside, mi scusi ancora del tempo che le ho fatto perdere. Ora ci penso io. Non si preoccupi. Grazie. Signor Brusadon, io l'ho chiamata a colloquio perché la situazione scolastica di suo figlio è a dir poco incredibile. Pensi che i professori mi hanno pregato di intervenire per avvisarla che lei in casa non ha un ragazzo, ha un mostro. Guardi, questi sono i suoi voti. Matematica, 10. Storia, 10. Economia, 10. Inglese. Questo è uno 0 però. Ma questo è uno sbaglio che ha fatto un professore. Brusadon, mi permetta, ma qui scatta l'applauso. Suo figlio è un genio. Signor preside, cosa vuole che ci dica? Non riesco ancora a crederci, E pensare che ho sempre creduto che mio figlio non capisse un cazzo? Manco male, avrà qualche piccola soddisfazione. Sa, si lavora tanto. Vorrà dire che ti darò la mancia che ti avevo promesso. E di quant'è questa mancia, Brusadon? Di quant'è? Un bel centino. Brusadon, 100 euro. Dice che sono pochi. Quanto ha nel portafoglio? 500 appena fatto bancomat. Brusadon, suo figlio è un caso raro. Non si è mai visto in questo istituto un alunno del genere. Dice che ce li lascio tutti.